Allora signore e signori, benvenuti al salotto, facciamo un applauso sporadico di incoraggiamento anche perché questa è una serata, come dire, di pioggia e quindi è una serata un po' umida perché avremo stasera diverse band, diverse situazioni, verranno a trovarci gli Alma Mude, verrà a trovarci Filippo D'Erasmo e sono già pronti qui sul palco. Ladies and gentlemen, abbiamo anche Anita. Oh. Buonasera. Ciao. Allora ragazzi. Allora, benvenuti, benvenuti. Grazie. Noi possiamo quindi quasi annunciare, visto che siamo in diretta streaming su Corto Corto, che poi andremo su Radio Flash, che questa sera qui al Lab voi ci fate diciamo ascoltare dei brani inediti che forse finiranno nel vostro prossimo lavoro. Allora, sono brani che sono già su un nostro lavoro uscito a gennaio. Vabbè, però da poco, dai. Sì, da poco. Ha un titolo incredibilmente originale che è Anche Anita. Anche Anita. Sì, Adesso esatto. andremo a capire un attimo sta Anita. Da cosa arriva? Da che Non cosa è arriva? dal nome del gruppo. Non è Dal batterista. ci fai Esatto. subito lo spoiler, come si dice qua? Ma no, Spoiler. questo lo dovrebbe fare il batterista. Lo fa il batterista che tanto è l'unico senza È microfono. dota- Siete non in è quattro, dotato di l'unico. microfono. Esatto. Fortunatamente Non sempre si è dotato di microfono apposta per non ammorbarvi. Adesso vediamo. Adesso comunque diciamo noi cominciamo a entrare in questo flusso di coscienza che ci porterà ad Anita, se posso mettere qualche parola così un po', con che brano? Johnny. Johnny. Johnny, Un brano rock sì, praticamente. stranamente porterà ad Anita. Johnny porterà ad Anita, ce lo dicono chi? Gli anche Anita. Te lo diceva da sempre papà, non coltivare sogni, non saziano la fame, coltiva il tuo cotone, la terra aspetterà, è solo questione di tempo. Questo non è niente, questo non è niente. Non coltivare sogni, coltiva il tuo cotone. Te lo diceva da sempre papà, dove eri quella sera, non stare lì imparato, imbraccia il tuo fucile, riponi la chitarra e attendi che il tempo migliori. Questo non è niente, questo non è niente. Non coltivare sogni, coltiva il tuo cotone. Questo non è niente, questo non è niente. Non coltivare sogni, coltiva il tuo cotone. Te lo diceva da sempre papà, non coltivare sogni, non saziano la fame, ma i sogni son di pochi, di chi non ha più niente. Jack sta cantando dall'alto. Questo non è niente, questo non è niente. Non coltivare sogni, coltiva il tuo cotone.
Grazie. Anche Anita, questa era Johnny, quindi praticamente che dovrebbe poi portarci ad Anita, ma che nel frattempo credo che ci abbia in qualche modo portato nelle piantagioni di cotone. Cos'era Sì. Siete anche arrivati alle radici del blues, quindi Sì, esatto, Johnny Cash si intende, quindi Johnny siamo Cash, esatto, patriarca, diciamo. alle radici del country, sì, esatto, non proprio alle radici, ma Dove tutto nasce, dove... Ho capito. E Quello secondo che voi facciamo Johnny noi. Cash dovrebbe continuare a coltivare il cotone? No? Sì, Era esatto. Cioè l'idea, quello. il testo della canzone esprime questo, sì. Beh, su Babbo era per quell'idea, poi... Certo. Come dice la canzone. Però Infatti, diciamo, meno male che non ha seguito perché sì, ci ha le cose lasciato sono delle andate pietre diversamente, quindi emiliane, diciamo. forse c'è speranza per tutti quanti noi. quindi. Va bene, e questo non si sa come, ma dovrebbe portarci poi a questa Anita, diciamo, no? Sì. Era questo il Esatto. il Allora, percorso. non lo sa Sì, Johnny nessuno di noi. Anita, comunque, Nessuno di poi noi lo sa. tramite lui. Esatto, lo sa solo lui come ci porterà. Il Però lui che sarebbe il tra batterista. lui in realtà lo avete notato, è l'emblema del gruppo. Quindi lui in realtà Lo vuoi presentare però a questo punto, perché sennò lui sembra John. Certo, ma no, presentiamolo alla fine perché così almeno come rimane vuole. questo bene. velo di esatto. E allora adesso con che cosa Mistero. procediamo? Qual è il prossimo Il brano? prossimo pezzo è Anna Vive. Anna Vive, potrebbe essere diciamo un'antagonista di Anita. Anna, sì, esatto. Questa- Una quasi Anita. Scusa, aspetta. Sempre quella. Puoi abbassare il suo microfono, chiede, che è un po' troppo. Abbassarlo. Il suo, Sì. non del cantante, ma di quello che suona il basso male. Sì, del bassista, grazie. certo. no. Non di quello basso alla voce, ma di quello alto. Puoi al basso. abbassare il microfono del batterista, per favore? Sì, quello l'ho proprio tolto, diciamo. Grazie. Bene. Prego. Anna vive in un futuro che assicura il suo futuro, cerca e trova il suo lavoro, è contenta e al sicuro, apre un diario e a metà scrive la sua libertà, ha un ragazzo e lo sa, prima o poi lo sposerà. Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario, Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario. Anna studia TV, oggi non esiste più, da quando l'informazione è la libera espressione, col vocabolario pensa, cerca il termine violenza, è obsoleto e lei lo sa, cancellato tempo fa. Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario, Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario. Anna vive in pace qua, fede e spiritualità, finalmente la ragione vince sulla religione, apre un diario e a metà scrive la sua libertà, ha un ragazzo lui lo sa, prima o poi la sposerà. Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario, Anna vive solo questo è necessario, Anna scrive di un futuro necessario.
Grazie. Anche Anita, questa era Anna Vive, che potrebbe essere diciamo un'antagonista di questa Anita, Esatto, che esatto, non abbiamo ancora l'acerrima. ben identificato, però questi sono tutti brani che sono presenti diciamo in questo vostro primo lavoro che è uscito a gennaio, dico bene? Sì, esatto. Adesso avete in cantiere qualche altra, come si dice? Allora, in gergo, realtà non release? tutti questi brani sono nel nostro primo lavoro, ma solo una parte, perché abbiamo fatto un EP di 4 pezzi e diciamo che ci è servito un po' per mettere le basi, perché ci siamo formati da circa un annetto. Di conseguenza, insomma, adesso sicuramente prossimamente uscirà qualcosa di un po' più sostenuto. Via. Va bene, il prossimo Questo brano non è vero. è stato dove è contenuto, diciamo, già da qualche parte. Il prossimo brano è quello che fate adesso. Quello che facciamo è un brano nuovissimo che non è da nessuna parte, non è quindi inedito. solamente Hanno se ci ascoltato ascoltate. due persone, Esatto. una è là Esatto. e gli altri sono qua. Vabbè. Noi siamo uno. Voi siete- Sì. Quindi diciamo è proprio un vero inedito questo che si intitola Calda pace. Calda Pace, quello che ci vuole, benissimo. Anche Anita, questa è Calda Pace. Con le mani spontanee. Siete caldissimi questa sera. Il sole sale sempre oriente, il mare nell'occidente, la gente grida alla rivolta, ognuno vuole un po' di torta. Così è un abile tiranno, vi ha tratto tutti nell'inganno. Lo zar è come il bianconiglio, ognuno vuole il suo consiglio. E io canto le canzoni e non so niente della vita vera. E io posso intrattenervi e solo questo devo fare. Sole sorge sempre oriente, il mare nero d'occidente. Amore, voglio un bel diamante, le zanne di un bel elefante. Così da sempre è sempre stato un dio e un popolo affamato. Tuo figlio esplode sulla mina prodotta dal fratello in Cina. E io canto le canzoni e non so niente della vita vera. E io posso intrattenermi e solo questo devo fare. E io Io canto le canzoni e non so niente della vita vera. Io posso intrattenervi e solo questo devo fare. Grazie. Anche Anita, questo era un inedito, calda pace, diciamo ci avete messo un po' di domande addosso, però non avete fornito ancora Sì, nessuna non è così vera calda risposta. questa pace. Vabbè, Ok, vediamo. purtroppo di questo periodo no, però diciamo prendiamolo come augurio, ecco, prendiamolo come augurio questa canzone, anche perché è una canzone nuova, quindi diciamo un po' una colomba che sta uscendo dal vostro cilindro, ecco. Esatto. Allora siamo arrivati alla fine di questa vostra esibizione, volete l'ultimo brano è quello che svela tutto l'arcano. Infatti si chiama Anche Anita. No, scherzavo, No. no, infatti spiega tutto. sarebbe stato troppo.
Il prossimo brano si chiama Il Solo Re e non vi darà assolutamente idea del perché ci chiamiamo così. Veramente? Probabilmente Ma quindi dovreste non ci darci chiamiamo delle anche idee Anita voi. per quello. Vabbè, noi, Cioè non è per il solo re. Sì, potrebbe anche essere per quello. Un pochino La sì, prendiamo dai. per buona. e diciamo un'altra tessera di questo mosaico l'abbiamo aggiunta e Esatto. adesso la ascoltiamo e poi proseguiremo diciamo, sul vostro sito e Esatto. sulle vostre diciamo, iniziative. E questo abbiamo detto che si chiama Il Solo Re. Il Solo Re, anche Anita. Balla sulla cresta dell'onda, balla sulla terra rotonda, balla sul peccato capitale, balla quando leggi il giornale. L'unico re che vorrai eliminare, forse è quello onesto. L'uniche fiale che voglio sentire e poi per il resto balla quanto appena impostato, balla il tuo sale marino, balla, metto un po' d'olio Sinclair, balla, sento il banjo di Snowden. L'unico re che vorrai eliminare, forse è quello onesto. L'uniche fiabe che voglio sentire e poi per il resto Grazie a tutti.
Anche Anita, grazie mille ragazzi, grazie, un grosso in bocca al lupo perché insomma vi sento caldi e con pezzi nuovi anche di molto energici, quindi veramente in bocca al lupo e speriamo di rivederci prestissimo. Grazie. Adesso vi lasciamo staccare i Jack velocissimamente e tra qualche minuto saranno qui sul palco diciamo del Lab gli Alma Mude. A fra poco. Grazie.